Amici, il mio più cordiale buongiorno, eccoci qua con il nuovo oroscopo del giorno martedì 23 giugno 2020. Allora, prima di iniziare volevo ricordare sempre, come io faccio sempre, che se volete una consulenza nel privato riservatamente con il sottoscritto, basta chiamare i numeri che vedete sopra impresso ed fissare un appuntamento telefonicamente per un consulto privato. Il costo è di 30 euro il consulto, perché mi vado a dedicare alla vostra persona per una consulenza personale. Mentre per le persone che sono stati lasciati dal proprio uomo, dal proprio compagno, dalla propria donna, dopo una storia di 7-8 anni, 10 anni, vi ha lasciati, vi ha mollate per un'altra donna o per un altro uomo e vorreste che questa persona torna da voi innamorato come prima, io posso farvelo tornare. Basta chiamarmi ai numeri che vedete sopra impresso, raccontarmi la vostra storia ed io vi dirò come è possibile, come agire, quali sono i costi, qual è la tempistica, vi darò tutte le informazioni possibili. Bene, detto questo andiamo con l'Ariete. Allora, l'Ariete io quest'oggi lo metterei in terza posizione dello zodiaco, perché l'Ariete si è svegliato con il piede sbagliato, cioè alcuni di voi del segno dell'Ariete vi siete svegliati nervosi, agitati, è come se tutto il mondo ce l'abbia con voi, quindi state stressati psicologicamente. Avete nella mente una voglia di evadere, una voglia di essere coccolati, di essere amati, e tutto questo vi manca. Alcuni di voi del segno dell'Ariete ha dato tanto, ha dato tutto in amore, nei sentimenti, ed ha avuto solamente danni, ok? Vedo un progetto che vorresti vedere realizzato e questo progetto si realizzerà. Parlatene col vostro partner, cercate di dialogare un po' di più, mettete in chiaro alla luce questo vostro progetto di coppia e vedrete che le cose andranno in un certo modo. Occhio al postino, in arrivo qualcosa di buono per voi. Il segno del Toro. Toro io lo metterei in quarta posizione dello zodiaco, perché voi del segno del Toro siete pimpanti, vorreste far esplodere il mondo, siete così carichi di energia, di positività, però in cambio non vedete la stessa cosa. In coppia vorreste il ricambio dell'amore, dell'affetto, di sentimenti, tutto questo non c'è al momento nello scambio di coppia tra di voi, nello scambio psichico ed sentimentale. Io dico che ci saranno buoni momenti, questa giornata sarà una giornata, diciamo, in tarda serata molto molto bella tra voi del segno del Toro, però dovete un pochettino amare più il dialogo, perché non amate dialogare, non amate dire ti amo, non amate dire ti voglio bene, tutto questo crea nella coppia dei disguidi e delle incomprensioni, ok? Parlatene di più. Segno dei Gemelli, e io lo metterei al primo posto della classifica quest'oggi, in primo posto, perché il Gemelli si è svegliato con la forza interiore di combattere la giornata, di cercare di avere, di costruire
di ricavare quando più è possibile, perché lo vedo molto costruttivo. Gemelli è molto costruttivo oggi e avrà modo anche in coppia di accendere quella miccia che non è accesa fino ad oggi, perché ha dentro di lui molto carisma ed è molto convincente anche nella coppia, nella partecipazione e nel mettere in moto un meccanismo sentimentale e nonché sessuale. Quindi auguri per i gemelli, giornata favorevole. Cancro. Il Cancro lo metterei al secondo posto in classifica, perché il Cancro è una persona che oggi ha molte cose da fare, ha molti incontri con più persone e da chiarire alcune cose anche in famiglia. In coppia lo vedo stanco, voglia di nuove sensazioni, di nuove cose ed nuove storie. Quindi questa è la giornata del Cancro, è una giornata un pochettino particolare. Io ti dico che tu del segno del Cancro nel pomeriggio avrai un messaggio molto bello che ti metterà in allerta e ti farà vivere un'emozione particolare. Il segno del Leone lo metterei in quinta posizione dello zodiaco, perché oggi non sa nemmeno lui cosa vuole. Il Leone oggi è molto confuso, sta attraversando un periodo dove pensa solamente al denaro e non è tutto. In coppia vedo distacco con la compagna, proprio perché pensa più per lui e non a chi gli sta vicino, e tutto questo porta a uno scombino, ok? Litigi nel pomeriggio con la persona amata. Occhio, fa attenzione. Segno della Vergine. La Vergine io la metterei al quarto posto in posizione anche la Vergine, perché la Vergine decide sempre per sé e per gli altri. La Vergine è oggi sta pensando di crearsi un scudo protettivo. In coppia non è contenta di quello che ha, perché vorrebbe di più, gli mancano gli affetti, le coccole, gli manca l'amore reale. Però io dico che se ne parli col tuo compagno senza troppa aggressività, come tu abitualmente usa fare, ti dico che in serate qualcosa di buono cambierà. Occhio a qualche telefonata e messaggi e così via, perché vedo nuovi amori in arrivo. Bilancia. La Bilancia la vedo una persona che, anzi la metterei in quinta posizione in classifica dello zodiaco, perché la Bilancia si è svegliato anche lei con un piede sbagliato, non sa cosa vuole oggi. Oggi sta nervosa, agitata, scoppia con tutti, non può parlare con nessuno perché litiga, e quindi sta in una giornata negativa per lei. In coppia, se non fosse per la persona che ti sta accanto, che ti accontenta e dice sì, signor sì, sarebbe la fine del mondo. In serata, chiarimenti con la persona amata. Scorpione. Lo Scorpione lo metterei al terzo in classifica, anche lui, perché vedo nello Scorpione, nonostante sempre in cerca di nuovi amori, nuove sensazioni, nuovi discorsi da chiarire, sta sempre a chiarire con la persona amata o con chi gli sta vicino, perché è un incompreso, non sa cosa vuole e quindi si arrampica sugli specchi. Io dico che finalmente un inizio d'amore reale, però sappiano approfittare, non perderlo questo inizio, perché poi sarà la fine.
Sagittario, secondo posto in classifica, perché il Sagittario è una persona che sa camminare con i piedi per terra, sa decidere per sé, non ama essere consigliato da nessuno, è una persona che oggi riceverà diversi messaggi positivi tramite WhatsApp, e finalmente ci sarà una notizia anche molto bella, carattere amichevole, pronto per scoppiare in amore. Quindi occhio alla persona che ti sta vicino, perché la persona che ti sta vicino non è una persona troppo semplice, molto furba, astuta, quindi occhio, perché può scoprirti. Capricorno lo metterei alla quinta posizione dello zodiaco, perché vedo nello Scorpione una persona che oggi avrà molto da fare, ha molte cose da mettere in chiaro, da chiarire con la persona amata, in coppia e in famiglia. Vedo molti chiarimenti da fare che sono stati messi da parte in sospeso, però dico che finalmente, una volta messo tutto in chiaro, finalmente ci sarà un nuovo inizio di un nuovo amore che ti rallegrerà il cuore, ed finalmente finirai di penare, ok? Occhio in serata, nuovi messaggi per te sentimentali. Andiamo con il segno dell'Acquario, ecco qua. Acquario è una giornata molto positiva per l'Acquario, quindi l'Acquario lo metterei in terza classifica anche a lui, perché è un segno molto positivo. Oggi sei svegliato col piede giusto, sei svegliato con la voglia di fare del bene, di dare ottimi consigli in coppia, di dare tante coccole e di dare tanto amore. Oggi è pieno di entusiasmo, quindi in coppia ci sarà un'ottima intesa quest'oggi. Occhio a qualche pettegolezza creato dagli altri, ma non da te, perché sei molto al centro dell'attenzione questa giornata. Ok? Occhio e buona giornata a te. E infine il segno dei pesci lo metterei al secondo posto anche lui, perché il pesci lo vedo una persona molto coerente, preciso, stabile. Se ti dice ti amo è la realtà, se deve dare lo dà. In coppia vedo una persona in cerca di affetto, di coccole e di sentirsi dire ti amo. In serata ci sarà una novità per te, sempre in coppia, e vedo anche una novità a carattere familiare, per una persona di famiglia che non sentivi da tempo si farà sentire per chiarire alcune cose. Ok, allora io vi abbraccio per la vostra gentile attenzione, ed era l'oroscopo del giorno martedì 23 giugno 2020. Vi rinnovo l'appuntamento per domani con il nuovo oroscopo, e quindi vi rinnovo l'appuntamento per domani. A tutti un caloroso abbraccio e che le stelle siano sempre con voi. Ciao a tutti, alla prossima.